Intanto non si capisce a che titolo il Presidente della Repubblica attacchi il partito più votato alle ultime elezioni in Italia, e cioè il Movimento 5 Stelle, che è il principale se non l'unico partito di opposizione. Lo faceva Cossiga e infatti il PDS, il partito di Napolitano, chiese per lui l'impeachment. Figuriamoci se Napolitano avesse detto qualcosa del genere o anche di meno duro nei confronti del PDL, che cosa sarebbe successo? Io credo che il Presidente debba rassegnarsi, lui non è il Re Sole, è il Presidente di una Repubblica parlamentare dove c'è il diritto e a volte anche il dovere del dissenso. Per quanto riguarda poi la sua proposta di amnistia e di indulto, è una bugia che non si applichino a Berlusconi. L'indulto di 3 anni, come quello proposto ieri da Napolitano, è uguale all'indulto del 2006, che era esteso a tutti i reati per i quali Berlusconi è stato condannato o è attualmente imputato, dalla frode fiscale alla prostituzione minorile, alla concussione, all'induzione alla falsa testimonianza, alla corruzione giudiziaria. E quindi non si vede di che cosa stiamo parlando. Naturalmente riguarderebbe anche un sacco di altri delinquenti. Nel 2006 l'indulto di 3 anni fece uscire di galera quasi 30.000 criminali che per un terzo tornarono a delinquere e furono riacciuffati. E quindi chi è che se ne frega del paese? Io credo che i primi a fregarsene del paese sono proprio quelli che vogliono riversare sui cittadini il costo dell'incapacità della politica a risolvere altrimenti il problema delle carceri, danneggiandoli, creando nuove vittime e mettendo in circolazione ancora più gente pericolosa di quella che già non circola oggi.